Tragedia nel pomeriggio sulla strada tra Montecchio e Arzignano, moto finisce contro un trattore e muore un Centauro 53enne, la vittima sbalzata sull'asfalto per una quindicina di metri. Protesta degli attivisti questa mattina a Venezia contro il matrimonio di Bezos. Tra poche settimane dura la condanna del sindaco Brugnaro. In nessuna città si contesta una persona così, matrimonio a rischio. Sono arrivati la scorsa notte negli ospedali di Padova e Verona 4 bambini feriti nella striscia di Gaza, il più piccolo ha 14 mesi, il più grande 8, iniziate le cure. Non ce l'ha fatta l'ex agente carcerario colpito alla testa da un proiettile domenica mattina a Fontaniva. L'uomo è morto ieri nel tardo pomeriggio, si indaga adesso per omicidio. Doppio daspo, sia urbano che sportivo, per il trapper Baby Touché a decidere le emissioni delle nuove misure. Il questore dopo l'aggressione nella piscina di Monselice, la misura valida per 3 anni. Adunata a Triveneto degli alpini si entra nel vivo, dalla sezione Montegrappa arriveranno a Conegliano 2000 alpini, intanto nella città del Cima si definiscono gli ultimi dettagli per la logistica. La festa del Santo, pronto ad aprire le porte della Basilica, il rettore Padre Ramina, anche oggi tanti pellegrini provenienti da ogni angolo del mondo e del paese, i loro racconti. Buonasera, ben ritrovate, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque in primo piano la cronaca con una tragedia avvenuta a Montecchio Maggiore nel primo pomeriggio, impatto tra un trattore ed una moto, perde la vita il Centauro. Tragedia nel primo pomeriggio a Montecchio Maggiore, in via Molinetto, strada che confina con Arzignano, all'altezza del ponte sul fiume Guà. Dalle prime ricostruzioni ad essere fatale sarebbe stato l'impatto tra una moto ed un trattore, dinamica al vaglio della polizia locale dei Castelli, intervenuta sul posto. Impatto che avrebbe sbalzato a distanza di metri il Centauro, un uomo di 53 anni residente a Trissino, per cui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 con ambulanza e automedica da Arzignano e successivamente l'elisoccorso di Verona Emergenza atterrato direttamente sul ponte. Nonostante i tentativi di rianimazione, i traumi riportati si sono rivelati purtroppo fatali. Ad eseguire i rilievi dell'incidente gli agenti della Polizia dei Castelli di Montecchio Maggiore e i carabinieri, la strada è rimasta chiusa per circa 2 ore con forti disagi alla circolazione fino all'uscita di Montecchio Nord della superstrada pedemontana veneta. La viabilità è stata ripristinata poco dopo le 16. Su disposizione del pubblico ministero, entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro per ulteriori accertamenti. La salma del motociclista è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Incidente verso l'ora di pranzo a Montecchio Maggiore, in prossimità di Viale Europa, in cui secondo le prime ricostruzioni una mamma ed un figlio a piedi sarebbero stati investiti da un'auto in transito. Entrambi soccorsi e portati all'ospedale San Bortolo, il bambino in codice rosso, la mamma con un codice di media gravità, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto intervenuti i carabinieri di Valdagno per ricostruire la dinamica. Ed ora a Venezia, protesta degli attivisti questa mattina contro il matrimonio di Bezos. Tra poche settimane dura la condanna del sindaco Brugnaro, in nessuna città si contesta una persona così. Non c'è nessuno spazio per Jeff Bezos, non c'è nessuno spazio per gli oligarchi, non c'è nessuno spazio per chi compra questa città per eventi di lusso e per il proprio tornaconto. Per questo gli attivisti della piattaforma No Space for Bezos, creata dai collettivi veneziani per contestare il matrimonio del miliardario statunitense che si svolgerà a Venezia dal 24 al 26 giugno, hanno appeso sul campanile di San Giorgio un enorme striscione col nome Bezos barrato da una X. Azione che invita la città a un'assemblea venerdì 13 giugno alle 18 in Erbaria Rialto. Per le mobilitazioni di quest'estate, per fare 3 giorni di accoglienza a Jeff Bezos quando verrà qui con tutta la sua truppa a ancora una volta a comprare questa città, quindi ci vediamo venerdì. I collettivi contestano sia la logica di Venezia come teatro di grandi eventi in sequenza, sia la figura di Bezos, colpevole a loro dire di aver creato un business che si basa su emissioni che aggravano la crisi climatica e compressione dei diritti sindacali. A questo non si è fatta attendere la reazione indignata del sindaco Brugnaro. Adesso chiedi scusa, spero che probabilmente non verrà più, spero che venga ancora. Ma lei crede che cambi idea? Se non viene, andate a suonare ai centri sociali e al PD. No, intanto cominciamo a dire che rischiamo che non venga, diciamolo. Agli elettori del PD, quelli normali, sappiate che a Venezia siamo in mano a una deriva assurda. Ma lei al suo posto cambierebbe idea? Ma forse per far rabbia loro no. Verrei volentieri, anche perché sa che la città
lo attende volentieri, è una bella città, è normale anche che un personaggio così possa avere anche gente che cerca visibilità ai danni suoi. Questi cercano solo visibilità loro, pensano, non sai che esistono questi qua, sti 40, 30 che se andai sul campanile, se no non sai che esistono e li lasciano fare perché hanno paura, tutti hanno paura, allora questa è violenza. Sono atterrati a Verona i 4 bimbi palestinesi che saranno curati negli ospedali veneti. Sono atterrati ieri sera intorno alle 23:30 all'aeroporto militare di Villafranca di Verona i 4 bambini palestinesi tra i 2 e gli 8 anni, feriti e bisognosi di cure avanzate e multidisciplinari presi in carico dal sistema sanitario del Veneto per essere assistiti. Ad accoglierli 4 ambulanze del 118 con personale medico coordinato dai direttori del SUEM di Verona, Adriano Valerio, e di Padova, Andrea Paoli. 2 dei piccoli pazienti, un bambino di 5 anni con un'importante immunodeficienza e forte denutrizione e un bambino di 14 mesi affetto da una grave patologia agli organi interni, sono stati trasferiti all'ospedale Borgo Trento di Verona. L'azienda ospedale Università di Padova si sta invece occupando di un bambino di 8 anni con lesioni oculari e di un altro bimbo di 2 con ustioni e traumi al volto. I 2 piccoli, che non sono in pericolo di vita ma sono interessati da gravi ustioni e serie lesioni agli occhi, resteranno ricoverati in pediatria, così da consentire ai medici di poter predisporre un piano terapeutico adeguato con la collaborazione di chirurghi plastici e oculisti. Ognuno di questi bambini sarà seguito in un percorso clinico personalizzato che comprende anche l'assistenza psicologica, comunica il presidente del Veneto Luca Zaia. Con questi ingressi, aggiunge, sale a 8 il numero dei bambini feriti a Gaza curati in Veneto nel corso dell'ultimo anno. Non ce l'ha fatta l'ex agente carcerario di origine albanese colpito alla testa da un proiettile domenica mattina a Fontaniva. L'uomo ricoverato in ospedale a Padova è morto ieri nel tardo pomeriggio, si indaga adesso per omicidio. Troppo gravi le sue condizioni. È morto nel letto della terapia intensiva dell'ospedale di Padova Fatos Cenai, 59 anni, guardia carceraria in pensione di origine albanese. L'uomo era stato colpito da un proiettile alla testa domenica mattina mentre nel suo triciclo andava dalla casa dove viveva con la famiglia alla fattoria didattica dove trascorreva la maggior parte delle sue giornate. Indagano adesso per omicidio i carabinieri che da domenica mattina sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. A soccorrere il 59enne in via Casoni Basse erano stati 2 guardiapesca che intorno alle 8 avevano notato l'uomo a terra, il triciclo capovolto al fianco. Immediato l'intervento del 118. Fatos Cenai era stato portato in elicottero a Padova, ma da subito i sanitari si erano riservati la prognosi. Una famiglia conosciuta a Fontaniva, quella di Fatos Cenai, nell'Alta Padovana si era trasferita dapprima la figlia, che ha 2 figlie, raggiunta poi dalla mamma che fa la badante, e 3 anni fa da papà Fatos. Molti conoscevano il 59enne, una persona ben voluta, tante le domande che restano aperte su una morte per ora inspiegabile. Chi ha esploso il colpo? Fatos Fatai è una vittima casuale o si è trattato di un agguato? Le indagini sono aperte a 360 gradi, tra le ipotesi aperte sul tavolo degli investigatori quella del tragico errore di un cacciatore, ma anche di una possibile vendetta legata al suo passato. Rimaniamo nel Padovano, non potrà entrare in aree urbane e locali per 3 anni, ma nemmeno alle manifestazioni sportive per 3 anni. Sempre il trapper Baby Touché a decidere l'emissione dei nuovi DASPO nei suoi confronti e nei confronti di un 27enne che era con lui il questore di Padova dopo l'aggressione avvenuta nella piscina di Monselice. Dopo la denuncia per minacce e lesioni personali in concorso con un 27enne, per Baby Touché, il 3 per 21enne di Monselice, arrivano 2 DASPO di 3 anni ciascuno e un foglio di via di 4 anni dalla città della Rocca. A deciderli il questore di Padova, Marco Dorisio, dopo la violenta aggressione ai danni del titolare e di alcuni addetti della piscina di Monselice, avvenuto nel primo pomeriggio del 4 giugno scorso. Baby Touché era entrato nell'impianto con alcuni amici. Uno di loro si era rifiutato di pagare il lettino come prevede il regolamento. Da qui era nata un'aggressione ai danni di una giovane addetta.
proseguita poi, nonostante l'arrivo dei carabinieri, nei confronti del titolare che era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un episodio violento a cui, nella notte fra venerdì e sabato, era seguito un tentativo di furto con danneggiamento nell'area del bar. Particolarmente duro il provvedimento adottato dal questore nei confronti del trapper e del 27enne che era con lui. Il DASPO Willy per 3 anni prevede il divieto d'accesso alle aree urbane e ai locali in tutta la provincia di Padova. Il DASPO fuori contesto, invece, prevede che per 3 anni ci sia il divieto di assistere e accedere a tutte le manifestazioni sportive nel territorio nazionale ed europeo. Ripristinare la legalità e soprattutto prevenire, quindi dare la tranquillità, la serenità a questi luoghi frequentati dalle persone, no? Quindi come può essere un bar, come può essere un locale di pubblico intrattenimento, vietando appunto l'accesso in questo caso per 3 anni, quindi una misura di prevenzione. A carico di Baby Touché, il questore ha anche firmato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Monselice per 4 anni, misura che va ad aggiungersi ai fogli di via già emessi per i comuni di Padova, Ponte San Nicolò, Venezia e Vicenza. Tutti gli strumenti giuridici che l'ordinamento giuridico pone a disposizione in chiave di prevenzione li abbiamo adottati, ripeto, prevenzione da un lato, e questi sono provvedimenti dove si cerca in ogni caso così di rendere consapevole il giovane, il destinatario, la persona a cui viene notificato, renderli consapevole praticamente del disvalore sociale della propria condotta, cercando quantomeno di costruire un senso di responsabilizzazione affinché cessino da queste condotte violente e pericolose. L'accoltellamento un mese fa al parco della Coccinella di Limena, i carabinieri hanno denunciato 4 minorenni con l'accusa di lesioni aggravate. Avevano accoltellato un 23enne, l'amico di 17 anni che aveva provato a difenderlo il 10 maggio scorso nel parco della Coccinella di Limena. I 4 minorenni denunciati dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate in concorso. 3 giovanissimi hanno 17 anni, uno appena 15. Secondo quanto ricostruito dai militari, che hanno anche recuperato e sequestrato, nascosto in un cespuglio, un coltello lungo 31 centimetri, i 4 avevano aggredito il 23enne che era stato raggiunto da una coltellata al fianco e al gluteo, colpendo di striscio anche l'amico. I 2 giovani si erano poi rivolti al pronto soccorso di Padova, dove erano stati curati e dimessi con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni di Venezia, hanno identificato anche chi fra i 4 aveva in mano il coltello, che è stato denunciato per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. Turismo Cafone a Verona, danneggiata la preziosa sedia Van Gogh tutta in cristalli. La denuncia del Museo di Palazzo Maffei è stato un incubo, le parole della direttrice che lancia un appello al rispetto. Un'opera molto preziosa, fragilissima e interamente rivestita di cristalli Swarovski che crolla sotto il peso di un turista cafone ai limiti della delinquenza. È questa la breve storia di ordinaria inciviltà che arriva da Palazzo Maffei nel cuore di Verona e che lo stesso museo ha deciso di raccontare diffondendo le immagini della videosorveglianza interna. Ad andare in frantumi la famosa sedia di Van Gogh realizzata da Nicola Bolla, nota a livello mondiale per la sua unicità. Dal video si vedono chiaramente i turisti che aspettano l'uscita del personale di sicurezza per scattarsi una foto. Non appena l'uomo si appoggia, la sedia implode, la coppia si rende subito conto del guaio e scappa a gambe elevate. Quello che avete appena visto sarebbe ridicolo se non fosse purtroppo accaduto realmente. L'incubo per eccellenza di ogni museo. Scatta però la mobilitazione con un restauro che viene svolto in tempi record. La direttrice del museo racconta la concitazione prima, il sospiro di sollievo poi. Eravamo veramente preoccupati che non sarebbe stata possibile da restaurare, ma le restauratrici sono state bravissime, così come
Molto attente sono state le forze dell'ordine che hanno fatto un intervento immediato. Ora l'opera è nuovamente visibile, ma è chiaro che nulla è come prima. Invitiamo i visitatori ad avere cura dell'arte, perché l'arte va ammirata e rispettata. Dal Ponte Vecchio a Conegliano gli alpini della Monte Grappa risponderanno in tanti all'invito delle penne nere coneglianesi per la Triveneta del centenario. Mancano poche ore ormai all'inizio delle celebrazioni della Dunata Triveneta di Conegliano e gli alpini della Monte Grappa sono pronti a partecipare a questo importante evento. Dal Ponte Vecchio alla Marca è poco più di una gita, soprattutto in relazione alla recente Dunata nazionale di Biella, ma questi sono dettagli che contano poco per gli alpini bassanesi. Gli alpini sono pronti per invadere pacificamente Conegliano. Sarà un grande raduno del terzo raggruppamento, detto anche del Triveneto, e sono sicuro che domenica saremo veramente in tanti a rendere onore a questa città che lo merita. Conegliano, per quanto importante, è uno dei tanti impegni di questa estate alpina per la Monte Grappa. Bassano non per niente è definita un po' la piccola capitale degli alpini per antonomasia. Ha citato il Tomba, che siamo la prima domenica di settembre, che è una cerimonia a carattere nazionale. Poi ricordo che la domenica dopo saremo a Malo, ospiti del gruppo di Malo, per celebrare il raduno delle sezioni vicentine. E poi per noi di Bassano domenica dopo saremo a Tezze sul Brenta per la nostra sezionale, sicché si può dire sarà proprio veramente un settembre di fuoco. Tanti impegni, tante penne nere sempre presenti. Eppure c'è chi dice che gli alpini siano sempre meno e che le adunate e le celebrazioni siano destinate a svuotarsi. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire resilienza, vuol dire determinazione, vuol dire vicinanza ai nostri valori, alla nostra storia, al nostro territorio. Vuol dire che sia pur magari con qualche acciacco in più e qualche primavera in più, gli alpini ci sono, gli alpini resistono, gli alpini vogliono dimostrare che con buona volontà e con determinazione si può fare ancora la differenza. Appuntamento quindi a Conegliano. Appuntamento a Conegliano a domenica prossima, dove io presumo che la sezione Monte Grappa sarà veramente in grande forma e stimiamo in circa 1500-1600 uomini della sezione Monte Grappa a rendere onore al labaro nazionale. Domani la festa di Sant'Antonio, tante le storie dei pellegrini che arrivano ogni giorno in Basilica, ne abbiamo incontrato qualcuno. Noi veniamo ogni anno, dal 2017, perché comunque io sono stata una bimba miracolata, quindi noi ricordiamo tutti gli anni questo evento. Arriva da Bra, Cuneo, ogni anno. Questa donna racconta con gli occhi che brillano il suo legame con il santo. Io avevo 5 anni. Dopo una malattia mi è rimasta una macchia nei polmoni ed era una cosa non bella. I miei genitori hanno chiesto la grazia a Sant'Antonio e Sant'Antonio mi ha fatto la grazia. Io mi ricordo che siamo venuti qui col treno, ci siamo fermati in un hotel vicino alla stazione, mio papà e mia mamma hanno portato il cuore d'argento perché allora si usava questo. E allora io piccina, ma mi ricordo molto bene queste cose così, che ti lasciano un segno per tutta la vita. La mano sulla tomba del santo, che effetto le fa metterla? Beh, certo che ti crea qualcosa di particolare, come se ti venisse qualcosa nel cuore, cioè tu entri in questa basilica e il mondo scompare, cioè proprio vai in un'altra dimensione. Questa signora invece arriva da Montebelluna. Ci veniamo molto spesso, siamo devoti, sia io che la mia famiglia, specialmente per una nostra bambina che ha tanto avuto bisogno di Sant'Antonio, perché ce la davano come un angioletto e invece ha 12 anni ed è ancora qua. E allora non possiamo altro che essere grati e pregare Sant'Antonio. E intanto in Basilica fervono i preparativi. Questi fiori saranno domani sull'altare delle celebrazioni. Padre Alessandro, c'è tutto un preparativo all'interno della Basilica per la grande festa di domani, anche i fiori vengono preparati, ci sono dei gigli ancora chiusi però. Sì, la speranza, i colori della speranza e anche i gigli, se uno ha speranza e confidiamo nel Signore, i gigli domani saranno aperti proprio per Sant'Antonio.
Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata.